profumano d'estate i prati e il boschetto della Fondazione Pirani Cremona. Da una settimana e un giorno sono partiti i centri estivi che andranno avanti fino alla metà del mese di agosto. Una quarantina i bambini iscritti dagli 0 agli 11 anni, divisi come da protocollo in 7 gruppi. Una gioia per gli educatori e la nuova presidente. Ci sono veramente mancati e l'idea di richiamarli tutti e di rivederli qui con le loro insegnanti, con gli loro educatori e ritrovare i gruppi di fatto che hanno lasciato a febbraio è veramente una grande gioia. Lo spazio è stato adattato alle nuove regole scritte su cartelli colorati che le ricordano. Il desiderio di stare insieme va bene il rispetto dei protocolli. La cosa che ci conforta come educatori è proprio aver visto come i bambini abbiano interpretato immediatamente l'importanza di tornare nei loro luoghi di educazione, di stare insieme, di vivere serenamente questo momento che magari l'adulto vive con maggior difficoltà, ma il bambino proprio trapela tutta la gioia della socializzazione, dello stare insieme. Attività all'aperto per bambini e ragazzi che trascorrono la giornata secondo ritmi cadenzati in gruppi di 5 per i bambini del nido dell'infanzia e di 7 per quelli della scuola primaria, come Luce, Giacomo e Giacomo. Gioco a carte, gioco a biglie e gioco a nascondino, a palla avvelenata, tantissime cose. Giochiamo, dopo facciamo un po' di attività, ci leggono la storia, mangiamo, facciamo i compiti. Sei contenta di essere tornata a vedere i tuoi amici? Sì, molto. E questo centro estivo non è come l'anno scorso, però è bellissimo lo stesso. Grazie alle donne del Sor Optimist, con i ragazzi anche un insegnante di danza e un attore. Io sono qui per raccontarvi delle storie. Siete contentissimi? Vi vedo. E dalle isole dei bambini della scuola dell'infanzia che ogni giorno vivono la sorpresa di scoprire in quale giocheranno, un ciao timido ma sincero. Ciao!